Ciao, sono Veronica e sono la Head of Brand and Partnership di Serenis. Nel lavoro del futuro, quello che mi immagino è un'integrazione sempre più costante di quello che è il prendersi cura del benessere mentale dei propri dipendenti all'interno delle aziende. È un dato di fatto, infatti, che prendersi cura del benessere mentale dei propri dipendenti ha un impatto sia dal punto di vista della performance delle singole persone, ma anche della produttività in generale. Credo che sia necessario sempre di più che le aziende si impegnino veramente in prima persona a mettere al centro quelli che sono i bisogni dei propri dipendenti, che non sono solo fisici e professionali, ma appunto anche per quanto riguarda il benessere mentale ad ampio spettro. Ci sono 3 regole che secondo me un'azienda dovrebbe tenere a mente quando si parla di benessere mentale all'interno della propria azienda, che sono: la prima è importantissima, e chiedere sempre ai dipendenti come stanno. È fondamentale per sapere come va l'azienda e come stanno i propri dipendenti e come intraprendere azioni che possano migliorare il loro umore. La seconda è prendersi un impegno vero da parte dell'azienda e quindi attivare all'interno della propria dinamica aziendale un programma serio che si prenda cura del benessere dei propri dipendenti. Il terzo è aiutarli nel comprendere che cosa sia il benessere mentale, che cosa voglia dire stare bene non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista emotivo, con un programma di comunicazione interna che appunto vada in questo senso.